Buon pomeriggio a tutti amici, qui dal campo comunale di San Vito Lo Capo e benvenuti alla gara valida per l'8ª giornata del campionato di eccellenza girone A tra San Vito Lo Capo e Licata. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi gara entusiasmante tra le due squadre, tra le più in forma del campionato. Abbiamo la capolista, abbiamo il Licata che affronta una delle principali sorprese di queste prime 7 settimane di campionato, ovvero il San Vito. Andiamo con le formazioni quindi, con il sottofondo, i tifosi del Licata, quelli del San Vito. Davvero una bellissima serata ci aspetta, una bellissima giornata di pallone. Andiamo con il San Vito che schiera in porta Rusconi, 4-4-2 per mister Colombo con Sarotti, Touré, Schieffo e Lacomare in difesa. Centrocampo composto da Ndiaye, Di Giorgio, Mustaccia e Bulades. Attacco Guaiana e Garcia. Licata risponde con Valenti in porta, 4-2-3-1 per mister Bonfatto con tanti assenti. Brugnone, Palmisano, Privitera e Porcara adattati in difesa. Filò e Greco assieme a Esposito che farà qui il trequartista a centrocampo. Arari e La Piana sulle fasce con Maitini chiamato a fare la voce grossa, come sempre lui davanti all'area di rigore. Dirige la gara il signor Daniele Mastro Simone della sezione di Palermo, assistenti il signor Marino della sezione di Marsala e il signor Poma della sezione di Trapani. Tutto pronto per cominciare, aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro, la schermata è pronta, i tifosi, li sentite, sono tutti pronti e adesso primo pallone per Greco, per il Licata che la metterà subito in movimento. Un po' come il PSG mi sembra la formazione di mister Bonfatto, tutti avanti e adesso aspettano il rilancio di Privitera che invece si accontenta di andare da Palmisano che per ora sta giocando largo a destra. Iniziata San Vito contro Licata, due squadre come detto anche in apertura tra le più in forma del campionato di eccellenza. Il Licata per ora è in prima posizione pari merito con il Castellammare che però ha giocato 180 minuti in più del Licata, per il vero 90, ma c'è ancora in ballo la questione della gara tra Partinico Dacia e Licata, che è terminata 1-1, ma il Partinico ha utilizzato, anzi ha inserito 21 giocatori in distinta, una cosa ovviamente fuori dal regolamento. Si attende che la Corte d'Appello federale si pronunci su questo caso dopo che la giustizia sportiva ha detto che la gara si deve rigiocare. Pallone per il San Vito che inizia a gestire per la prima volta l'oggetto della contesa. Sbaglia qui Di Giorgio, non è comunque ripreso subito dal club di casa che oggi ovviamente cercherà di continuare l'ottimo periodo di forma delle ultime settimane. Qua le promesse del San Vito con Ndiaye con le mani andrà a rimettere questo pallone al centro. Il tocco qui di Greco, ancora Ndiaye, stoppa il pallone Privitera, può andare il 4 anche se viene fermato. Allora subito Bulades, guarda la porta Bulades, primo rischio per Valenti, si fa sentire anche il pubblico di casa. Licata, la mia sinistra credo che sia abbastanza comprensibile e ascoltabile anche da casa. Non è allontanata adesso dal Licata a cercare i principali attori offensivi. Uno di questi è La Piana che mette giù per Greco che ha già messo il pallone in movimento largo a sinistra. Ancora La Piana deve andare dietro, non è tanto libero di agire. La Piana ovviamente uno dei migliori acquisti del mercato estivo del Licata, che ha ovviamente l'obiettivo conclamato di ritornare subito in Serie D. Adesso pallone ancora buono dietro per la formazione di casa con il San Vito che però perde palla. Allora ancora Privitera si trova adesso nelle altre parti dello scacchiere, campo comunale di San Vito Lo Capo, che oggi è teatro di una delle gare più interessanti, se non la più interessante di questo turno di eccellenza che si è aperto ieri con l'anticipo
che ha visto il Castellammare perdere a sorpresa anche 1-0 qua a terra greco, brutto scontro con Di Giorgio, non estrae il cartellino giallo il signor Mastro Simone, indulgente qui nei confronti di Di Giorgio, che comunque era entrato anche in maniera sconsiderata sul greco, viene ripreso da Privitera che batte subito ma a vuoto, e allora riprende palla il San Vito senza paura. Ceffo sbaglia, ancora Maitini, lo scambio con Arario, si chiude sul più bello, l'errore di Ceffo stava per portare Maitini ad andare libero verso la porta di Rusconi. Maitini con 2 gol in campionato, da sommare quello l'andata nel turno di Coppa Italia contro il Camarat. Ricada che dalla Coppa è uscito proprio nel turno precedente con sconfitta solamente calci di rigore contro lo Sciacca, che quindi potrà continuare a difendere il titolo già conquistato nella passata stagione. Mette giù il pallone adesso il Licata, ancora con Brugnone che torna alla parte di Palmisano, che oggi, come dicevo prima, sarà impiegato come difensore centrale in maniera del tutto straordinaria. Poi ancora una volta Lapinari, anche lui sembra più intenziato a ricoprire zone della mediana più che quelle che calca di solito, ovvero quelle offensive. C'è fallo su Palmisano, c'è il palo proprio nel campo comunale che ci copre la visuale. Fallo commesso da Sadotti. Adesso Privitera ferma tutto, ancora Di Giorgio in spaccata, poi Ceffo, insiste il numero 5, va alle parti di Sadotti, sempre Federico Sadotti riesce a stoppare bene questo pallone. Garzia, mattatore alla gara contro il Partinico Audace, con una rete che al 55esimo è valsa i 3 punti. Qua deve impegnarsi Rusconi per evitare quantomeno il calcio d'angolo, lo fa, ma è rimessa con le mani per il Licata, da una posizione comunque favorevole. Prova a giocare la Piana, l'idea non è male ancora una volta per Trifilò, che deve tornare però dietro dove c'è Palmisano che può girare. Licata che aspetta, non ha la fretta, dovuta anche al fatto che siamo solamente nel corso del 6° minuto di gioco dei 45 previsti. San Vito 0, Licata 0, in quello che, come dicevo anche in apertura, potrebbe essere definito come il match più importante di questa 8ª giornata di campionato. Occhio a questo rilancio, a cercare sempre Guaiana dall'altra parte del campo, ancora lui Vulades sul pallone, deve tornare dietro il numero 7, lo fa per Sadotti, il passaggio così libera la presa di Rusconi, lontano Rusconi a cercare ancora una volta l'inserimento non di Guaiana bensì di D'Amico. Evidentemente un problema per il numero 9 del San Vito, perché rispetto a quanto ci hanno detto in distinta in questo momento è fuori dei giochi, mentre dentro c'è D'Amico con il numero 20, e quindi già questo ovviamente è una cosa inusuale, una cosa soprattutto dell'ultima ora probabilmente che ha colpito il San Vito. Adesso che questo pallone è buono ancora una volta per Garzia, non riesce per arrivare sulla sfera il numero 11 che era anche in posizione di fuorigioco. Inoltre c'è un giocatore del Licata a terra, si tratta del Greco che si rialza subito, Dolorante. In questo momento 4-2-3-1 per il Licata, per mister Bonfatto, Maitini ovviamente prima punta, Arario a destra, la Piana centrale, non quindi a sinistra, dove sta giocando in questo momento Esposito. Pensavamo fosse il 7 nelle vie centrali, invece la Piana a continuare a giocare a sinistra. Invece l'utilità e la bravura di Calogero La Piana gli permette ovviamente di poter fare qualsiasi ruolo della parte offensiva del campo con facilità e con efficacia. Lotta ancora proprio La Piana con il numero 10 Mustaccia. È un problema per il San Vito ovviamente il potenziale infortunio di Guaiana, per ora è l'unico ad aver segnato più di un gol in campionato per la formazione mister Colombo, ben 5, di cui 3 nella
sforbiciata al contrario di Federico Valenti, l'ex Gela si impone con questo colpo di gamba simile jiu-jitsu. Pallone ancora buono per il San Vito Lo Capo. 9 in gioco dei 45 disponibili per questo primo tempo. Prova a mantenere il pallone in campo un'altra volta il Licata, non ci riesce, rimessa per il San Vito che per ora comunque piano piano sta continuando ad agire la sua. Lotta d'amico, 21 convocati di Inter Colombo, solamente il terzo portiere Giacalone non ha passato il taglio. Invece che è venuto con i venti che oggi sono in distinta, tante assenze d'altronde per il mister Bonfatto, che questo rilancio nel tempo per Sadotti che lotta con Trifilò, può lottare Sadotti, pallone che si perde sul fondo, c'è la rimessa dal fondo per Valenti, l'ultimo tocco di Sadotti, non la prende bene il pubblico di casa. Adesso rimessa per il portiere del Licata. 10° di gioco, può andare ancora una volta vicino a Valenti, numero 19 Porcaro. Qua c'è invece fallo più avanti per Esposito che provava a farsi vedere, la maglia numero 7 di solito è di padronanza di Merola, che in questo momento è in panchina, uno dei giovani più promettenti del nostro campionato, di questo campionato di eccellenza girone A Sicilia. Tre anche Licata convocati nel primo stage della rappresentativa regionale. Adesso siamo entrati nella metà campo del San Vito, il Licata con le mani rimette questo pallone in gioco, Privitera prova a farsi vedere, ancora il numero 4 fermato Privitera, allora può andare il San Vito, occhio a Garcia, prova a scambiare con Bulades che entra dentro il campo, ancora Bulades dentro per Garcia che salta Valenti, Garcia, palo! Incredibile l'azione del San Vito con Garcia che davanti alla porta prima salta Valenti, poi colpisce il palo. Primo squillo del pomeriggio e del San Vito Lo Capo, sempre con Bruno Garcia, uno degli acquisti più azzeccati sicuramente da parte della dirigenza sanvitese, e qua sta davvero per fare colpo grosso contro un Licata che è sembrato un po' distratto in questa verticale di Bulades, che è entrato dentro il campo e poi ha avuto tutto il tempo, tutta la facilità del mondo per servire Garcia, che poi si è trovato contro un bestione come Valenti che non è mai facile da superare. Qua fallo commesso da Maitini che stava sbracciandosi per recuperare questo pallone. Ancora 0-0 ma vicino al gol il San Vito qualche secondo fa con il tentativo di Garcia. Qua va lontano Ceffo, sempre a cercare i suoi attaccanti. Sadotti si propone molto spesso davanti, il numero 3 c'è un tocco con il braccio da parte di Federico Sadotti e continua a non stare simpatico al signor Mastro Simone, come poco fa gli ha negato anche un calcio d'angolo, batte invece il calcio di punizione Privitera, lo fa trovando Palmisano. Sta giocando dappertutto Privitera e il jolly del Licata in questa giornata particolare piena di assenti. Dietro pettinato al momento in panchina, Tedesco è assente, ovviamente è un Licata in difficoltà, però qualità non manca alla formazione giallo-blu che oggi sceglie il completo tutto giallo per affrontare un San Vito invece nel suo blu che a volte alterna con il bianco-blu. Qua rilancio, Indiaia ferma tutto, poi Maitini ha provato al volo il numero 23, pallone che finisce ben oltre il target, messa al fondo per Rusconi, ma vuole dare un segnale anche Facundo Maitini, vuole farlo con il suo solito modus operandi, ovvero facendo gol.
ancora però è acerbo il destro del numero 23 che qua si è impegnato ma non è riuscito a centrare la porta. Poi ancora a lottare Arario, un po' in ombra il numero 11 ancora in questo inizio di gara, deve ovviamente accendere anche lui la sua stella. Parmisano Valo, c'è Privitera, è giocata del numero 4, ancora verso Brugnone, ma tutto è San con Bulades fuori partire, Garcia lotta, ancora pallone buono per Bulades, gli ridà Garcia, rimpallo che favorisce Mustaccia che prova a farsi vedere in zona d'attacco, ancora il 10, aspetta l'arrivo di Ndiaye a sinistra, Cross che arriva al centro, lo stacco di D'Amico che in realtà colpisce più di fronte, pallone fuori, San Vito pericoloso. Un giocatore del San Vito che per ora era ancora più pericoloso in campo ed è ovviamente un importante dato per la squadra di mister Colombo. Licata ancora paziente, sa che la partita è lunga e soprattutto sa che bisogna mantenere altissima la concentrazione perché San Vito si sta dimostrando un campo ostico per chiunque in questa stagione che è iniziata così ma sta proseguendo benissimo per mister Colombo. 15 sul cronometro, pallone che arriva al centro, esce Palmisano, non può andare in uscita alta invece Valenti, Ceffo può controllare questo pallone, il numero 5 che oggi vanta anche la fascia al braccio visto l'infortunio a questo punto di Guaiano. Diciamo che sia un infortunio ma magari poi lo chiederemo anche a mister Colombo nel post partita cosa è successo al numero 9 del San Vito che era indistinta titolare e adesso invece vediamo al suo posto D'Amico e poco fa ha avuto anche l'occasione del vantaggio. Ancora Ndiaye, pallone che rimane in campo, lotta il numero 6, arriva anche Maitini a disturbarlo, sempre Ndiaye, prova un sombrero, lo aiuta Sadotti, lotta anche Privitera, deve mettere giù questo pallone, poi Di Giorgio lo fa con ottima classe. Ancora Mustaccia, D'Amico si è spostato sulla destra, D'Amico Ndiaye a sinistra e Bulades per ora fa la prima punta assieme a Garcia. 4-4-2 confermato per mister Colombo, qua non si intendono invece Touré e Ndiaye. Per il Licata che sta gestendo il possesso nella sua metà campo, ne prova a cercare largo a sinistra, un'altra volta La Piana che adesso prova magari un po' più a decentrarsi per far valere le sue qualità nello stretto. Nel frattempo il Licata continua a girare il pallone, siamo arrivati al 17esimo di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo, scambia ancora formazione ospite con l'arrivo di Esposito, chiama in causa La Piana, cross che arriva al centro, in qualche modo Ndiaye, Rusconi viene facilitato dalla spizzata del suo compagno di squadra che lo aiuta. Adesso ancora San Vito, bellissimo anche avere qua accanto i tifosi del Licata, anche quelli del San Vito, una bellissima giornata di sport qui al Comunale, le squadre come dicevo sicuramente tra le più in forma, tra le più pericolose del campionato. San Vito ha uno score comunque abbastanza contenuto, 8 gol per ora in campionato, di cui 5 di Guaiana. Qua rischia qualcosa però Mustaccia, ha tirato Ndiaye, si prende il fallo, bravo qui Abdou Ndiaye, sempre uno dei migliori in queste ultime settimane, il numero 6 del San Vito che appunto come dicevo ha segnato 8 gol, ne ha subiti solamente 5, il Licata ne ha segnati 18, prendiamo quello contro il Partito Popolare 17, ne ha subiti solamente 3, score impressionanti per la squadra che ovviamente per i addetti ai lavori alla vigilia era tra le nette favorite se non la favorita in questo campionato. D'Amico lotta, fallo commesso qui da Greco, dalla calcio di punizione.
dietro Mustaccia, Iaie, viene giù Garzia, messo ancora buono per il San Vito, largo a destra con Ceffo che prova ad aiutare i suoi compagni d'attacco. Bulades arriva poi D'Amico di gran carriera, ma il pallone era già uscito. D'Amico invece aveva lasciato correre la Commare del segno di destra del San Vito. Per ora a sinistra invece si mette Ndiaye, esterno al centrocampo Sadotti. Hanno scambiarsi due in base anche alla situazione. Nel frattempo rimessa con le mani per il Licata. Aspettiamo che venga ripreso il gioco. C'era un problema. Adesso può andare Privitera con le mani. Non ho capito il problema che aveva fatto portare a questo lieve arresto del gioco da parte del signor Mastro Simone, magari qualcosa che non andava bene dalle parti delle panchine o del San Vito o del Licata. Nel frattempo può andare ancora una volta la formazione della provincia trapanese con Mustaccia addirittura sulla linea dei difensori a giocare, a prendere palloni. Ndiaye rischia, arriva Mustaccia che si va a fare anche fallo. Sadotti prova a mantenere il possesso, lo fa Federico Sadotti che prova ancora a provare a mantenere palla ma viene fermato. Dal largo a destra c'è Maitini, Greco non dà mai riferimenti fissi Maitini, ma in realtà nessun attaccante delicato lo fa. Qua ha provato a giocare a destra l'argentino. Tempo, occhio al pallone che arriva a Privitera. Palmisano deve fare gli straordinari, manda lontano, deve stare attento il San Vito. Può andare ancora Esposito con l'ultra d'altro. Qui è un giocatore del Licata. Non c'è deviazione quindi su questo passaggio all'indietro di Esposito che voleva fare una sorta di sponda una volta che si è trovato chiuso da Di Giorgio, che lo sta mantenendo calmo a dovere. La Commare con le mani, il giovane numero 2 del San Vito, può andare al rilancio, cercare qualcuno dei suoi compagni più offensivi. Uno di questi è sicuramente Romito Bulades, tornato dopo la brevissima esperienza al Marsala. Marsala sarà la prossima avversaria del Licata in quella che ovviamente, manco a dirlo, potrebbe davvero essere la partita della stagione. Nel frattempo rilancio che ha tentato il San Vito, c'è sempre D'Amico lì nei resti del pallone, pericoloso il numero 20 in occasione di un cross che è arrivato sulla sua fronte ma non è riuscito a capovolgere il gol. Totti, Mustaccia, ancora il 10, lo scambio con Bulades, il pallone torna al numero 7, Bulades in aria viene colpito, non c'è niente però per il signor Mastro Simone, neanche per noi a dire il vero. Poi Ndiaye coperto qui dai bellissimi striscioni degli ultra del Licata, viene fermato ad aria con fallo, rumoreggia il pubblico di San Vito Lo Capo, fallo su Alan Arario, l'ex Gladiator, viene fermato in maniera irregolare. Allora calcio di punizione per il Licata che prova a farsi vedere, a sporgersi al di fuori della sua metà campo. Arario, cross che arriva al centro, prova a prenderla Esposito sul secondo palo. Maitini stava lottando duramente con Ceffo che rimane anche a terra. Colpo subito dall'argentino Lucas Ceffo. 23esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. San Vito 0, Licata 0 dopo praticamente la prima metà della prima frazione di questa gara valida per l'ottava giornata del campionato di eccellenza. Era importante che se il San Vito vince comunque andrebbe a recuperare il Licata. Incredibilmente sembrava fantascienza dirlo solamente inizio campionato, in realtà più che fattibile, però c'è da dire che il Licata in questo momento ha ancora da inserire in classifica la gara contro il Partito Audace. Vediamo con che sentenza da parte della
parte appello, qua c'è fallo commesso ai danni di D'Amico, calcio di punizione per il San Vito. A terra il numero 20, batte subito il San Vito, ma è tutto fermo. Comunque Bulades aveva messo il pallone fuori, non ho visto bene se è stato estratto un cartellino giallo, non credo, dal signor Mastro Simone, semplicemente magari voleva assicurarsi delle condizioni di D'Amico, che è rimasto a terra adorante. Ora si rialza, anche se va a dissetarsi un pochettino alle parti della sua panchina. C'era caldo prima, ora un po' meno, tanti nuvoloni sono avventati qui a San Vito Lo Capo, magari anche con il rischio che ci sarà anche un po' di pioggia nel continuo del pomeriggio. Nel frattempo, calcio di punizione, sono in due, sono Garcia e Mustaccia, vicino all'oggetto della contesa, vicini a crearsi un'opportunità. Mustaccia e Garcia. Si allontana Mustaccia, va Garcia, colpisce la barriera, vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è, lotta ancora Garcia, non è fermato però prima da Greco, che manda lontano per Esposito, atterrato Esposito, c'è giallo stavolta, sì, per il numero 4 Touré, giallo al 25esimo, il primo nella gara. Calcio di punizione per il Licata, che è rimasto un po' con il fiato in gola dopo questo calcio di punizione che è terminato sulla barriera di Garcia. Per quanto riguarda il San Vito, fischia Mastro Simone, Privitera mette questo pallone tagliatissimo al centro, esce in qualche modo Di Giorgio, poi c'è ancora la Piana, non controlla bene, può insistere il Licata. Privitera aspetta, mette il destro al centro dove c'è Arario in agguato sul secondo palo, poi il passaggio di ritorno di Trifilò non è correttissimo, comunque Arario lottando riesce a mantenere il pallone in campo, ancora Arario verso Greco, pallone che arriva al centro, ha provato Esposito, poi sta correndo con un forsennato la Piana per mantenerlo in campo, però è praticamente impossibile arrivare su questo pallone. Rimessa dal fondo per Rusconi, 26esimo, ancora 0-0 qui al Comunale di San Vito Lo Capo. Una gara bloccata forse un po' dalla paura di entrambe le squadre di esporsi più di tanto, indicata perché ha tante assenze, non è al massimo, non è al 100%, poi nel frattempo prova Esposito, il piedino da carico, è caldo. Antonio Esposito ci ha provato, il giovane del Licata, con una conclusione che termina di poco sopra la porta di Rusconi. 27esimo, Rusconi ha messo in movimento il pallone con Touré, rischia un po' Di Giorgio, adesso aumenta il pressing il Licata, San Vito in difficoltà, deve uscire da questa ragnatela, prova a farlo con un lancio lungo, ancora Trifilò, mette il pallone giù, il numero Esposito, poi va a lottare forte Maitini, questo tocco è di un giocatore del Licata, è proprio di Facundo Maitini, che sta lottando tanto, ma davanti alla porta deve farsi trovare di più. Adesso D'Amico, scambio con Bulades, che non vede una seconda deviazione di un giocatore del Licata, in questo caso del numero 24 Edoardo Brugnone, 28esimo in corso, ancora Privitera, ancora lui con il suo talento, la sua classe, la sua esperienza. Poi Garcia preso in controtempo, lottare ancora il Licata in mezzo al campo, atterrato proprio sotto gli occhi del signor Mastro Simone, il numero 23 Maitini. Calcio di punizione per gli ospiti con questo rilancio, cercare Arario, è tutto buono, può andare Arario,
atterrato, non c'è niente. Bravo ancora una volta Abdul Ndiaye, si lamenta Alan Arario. Il pallone adesso per Garcia, sovrastato ma c'è comunque Bulades, 1 contro 1, può andare Bulades, viene braccato praticamente da 3 uomini, da 4, da 5, va da Garcia, ancora Garcia, sinistro contrato, può lottare ancora il San Vito, esce il Licata, prova a mantenere in possesso Maitini. Arario è arrabbiatissimo, lo vedete lì che va a colloquio con il signor Poma, il secondo assistente di Mastro Simone, quello che si posiziona più lontano dalle panchine. Ancora Touré, allora è buono per Garcia, Garcia in area di rigore, è sempre Garcia, è 1-0 San Vito. Un'altra volta la capriola di Bruno Garcia, secondo gol in campionato, lo fa nella gara più difficile, 1-0. Il San Vito sfrutta un buco nella difesa delicata, all'improvviso un fulmine a ciel sereno. Bruno Garcia trova la seconda rete del suo campionato, lo fa un'altra volta in quella porta, un'altra volta da vero attaccante. Che acquisto, Garcia, 1-0 per il San Vito. Tutta la panchina di Mister Colombo è impazzita, non c'è Guaiana, ci pensa Garcia, aveva già fatto gol 14 giorni fa, il primo con la maglia del San Vito contro il Partinico Audace, un'altra gara ad altissima tensione. Adesso sblocca il punteggio contro il Licata, incredibile. Ora ovviamente la gara cambia, abbiamo parlato di una gara intensa a centrocampo ma bloccata dal punto di vista delle occasioni offensive. L'unica ad averne avuta veramente una fu Garcia, e adesso una volta può sbagliare, la seconda Garcia cambia il punteggio, lo fa col suo gol dell'1-0, San Vito avanti, ancora Cieffo, ancora D'Amico, pallone che passa, 30°, incredibile, al Comunale. Licata spinto dai suoi tifosi, dal suo importante bagaglio di talento, e ancora a terra il giocatore del San Vito precedentemente colpito, si tratta di Lacommare, che va addirittura a battere questa rimessa laterale. Il signor Mastro Simone indica ai biancocelesti che recupera tutto, anche se siamo solamente nel 31°. Va ad andare il San Vito, pallone a vuoto, e adesso può andare il Licata invece dall'altra parte del campo. Maitini prova ad accendersi, Arario per vie centrali, il numero 11 viene fermato, sono in 3 a lottare con Arario, alla fine c'è fallo commesso da Arario che trattiene il pallone in maniera irregolare da terra. Calcio di punizione per il San Vito. È una furia Alan Arario, abbiamo visto anche poco fa dopo uno scontro con Ndiaye lungolinea. Adesso quando siamo al 32°, la gara si è sbloccata qualche minuto fa grazie alla rete di Garcia. Poi Cieffo propone Sadotti, Cieffo scodella per D'Amico, l'altro esterno, Lacommare alle parti di Rusconi, altro passaggio complicato, Rusconi subito di prima, si prende un rischio ma va dalle parti di Touré, poi sventaglia avanti a cercare un'altra volta Bulades e Garcia, poi ancora Licata, Privitera colpisce il signor Mastro Simone, si gioca comunque. Arario, pallone che è per Garcia, può andare il numero 11, ancora lui, Garcia! Vicino alla doppietta personale Bruno Garcia, l'ha fatto un'altra volta con la sua importante velocità, la sterzata che lo contraddistingue, ci ha provato a fare doppietta, sinistro sul fondo.
grande occasione nella gara del San Vito, sempre a portare la firma di Bruno Garcia. Una entrata, le altre due hanno fatto la barba al palo di Valenti. E ancora Privitera, Licata un po' distratto con Gerese verso i primi 30 minuti di gioco. Sappiamo ovviamente la forza poi d'Italia, la squadra di mister Bonfatto, e sappiamo soprattutto che adesso inizia un'altra gara, inizia un'altra partita, arriva anche il sole a farci la compagnia in questo pomeriggio sanvitese, che per ora è luminosissimo per il San Vito, per i padroni di casa che sono avanti grazie alla rete di Garcia. Va lontano Rusconi, cercare ancora una volta Garcia, deve essere galvanizzato dopo il gol, prova a farsi vedere Arario. Tanta confusione a centrocampo, la diga messa in campo da mister Colombo sta portando i suoi frutti. La lotta, la Comare travolge Privitera, calcio di punizione per il Licata. Batte Santo Privitera, va alle parti di Arario, ancora a scambiare con la Piana, sinistro che arriva, o almeno doveva arrivare in aria. Impreciso il tentativo di La Piana di mettere questo traversone al centro, rimessa dal fondo per Rusconi. Indica ancora l'orologio il signor Mastro Simone, tutte queste perdite di tempo saranno recuperate. Mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, va quindi verso un recupero mostre per essere solamente una prima frazione. Batte Rusconi, Touré, Salotti prova ad andarsene, si era autolanciato Federico Salotti, rimessa per Trifilo. Ancora Licata, Porcato, c'è ancora Maitini che lotta, Giorgio anticipa tutto, poi non c'è fallo, Privitera ritorna Mustaccia, perde anche una scarpa, Mustaccia può giocare il Licata ma c'è fallo commesso da Esposito, aveva perso addirittura lo scarpino Mustaccia e comunque non si era assolutamente risparmiato il numero 10 del San Vito, a terra di Giorgio nel frattempo. Che partita qui al campo comunale di San Vito Lo Capo. Calcio di punizione per il San Vito, messo la scarpa Mustaccia. Va lontano Touré. La Commare, perde palla il San Vito, d'amico viene anticipato, può andare ancora Esposito, fermato, rimessa laterale, poi lotta non Esposito bensì Brugnone che ancora non li manda a dire sicuramente alla Commare, che ha provato a perdere altro tempo. San Vito che adesso sta provando a spezzare il ritmo della gara, a Privitera con le mani ancora una volta, cercare riferimenti offensivi, lotta Arario, l'ultimo pallone è ancora una volta del Licata, questa rimessa nel tocco è stato del San Vito, può andare Privitera. Che discorso al centro dell'area di rigore, dà il suo via libera Mastro Simone. Privitera batte, pallone che arriva al centro dell'area, ancora una volta al rimorchio, è arrivato il tiro di Brugnone, impreciso. Adesso Esposito gioca sulla destra, dovrebbe essere un cambio tattico non di poco conto per il Licata. Con Arario trequartista,
opposto a destra e la Piana che torna a sinistra. Questa triade alle spalle poi i Maitini. Ancora Privitera. Può giocare il Licata sempre con Arario largo a sinistra, lotta Alan Arario, alla fine il pallone è buono ancora per i gialli. Privitera aspetta rinforzi, si è un po' addormentata la gara paradossalmente dopo il gol di Garcia con il San Vito, che dopo il vantaggio non ha più mai veramente impensierito Valenti. Qua a sinistra arriva al centro, almeno stava arrivando al centro, deviazione, calcio d'angolo, insiste il Licata, vuole subito il pareggio, vuole cambiare subito l'inerzia negativa di questa gara. Batte Privitera, cortissimo, ancora il 4, Privitera mette il pallone al centro dove c'è Palmisano che prova a fare la sponda, calcio di rigore, tocco con il braccio di Ndiaye all'interno dell'area di rigore. Mastro Simone non ha avuto dubbi, Rusconi è stato il primo a protestare, sarà rigore per il Licata. Saranno polemiche a riguardo, però chiarissimo, il signor Mastro Simone ha indicato subito il dischetto dopo la sponda tentata da Palmisano. Ndiaye era lì, era con il braccio largo e colpisce il pallone in maniera irregolare all'interno dell'area di rigore. Sarà calcio di rigore, sarà Arario, la Piana, è il 10 la Piana. Lo zoom pure per inquadrare meglio Calogero la Piana dagli 11 metri contro Rusconi, 41esimo, potrebbe cambiare tutto nuovamente qui al Comunale, è l'occasionissima del Licata. Fischia Mastro Simone, può andare la Piana che parte ora, la Piana è il pareggio del Licata con il numero 10, sicurissimo dal dischetto, non può sbagliare, pari al Comunale. Pareggio del Licata, assegnato dal calcio di rigore, dal dischetto, la Piana, è 1-1 al 42esimo. L'assalto, l'assedio giallo-blu è durato poco, così come il vantaggio del San Vito. Adesso è tutto nuovamente in equilibrio, una gara che è pronta ad accendersi. 42 sul cronometro. 3 alla fine del primo tempo, ma si va verso un recupero mostra e continuano i discorsi, le proteste, la palla è delicata. Che partita bella, divertente, sta davvero piacendo. Adesso il pallone è ripreso nuovamente dal San Vito, lo recupera il Licata, può andare quindi la formazione di Mister Bonfatto con un pallone però complicato per la Piana che comunque prova ad arrivarvi e ce l'ha fatta, ma lo mette al centro e trova solamente Rusconi che aveva azzeccato il lato giusto, aveva intuito il rigore di La Piana, ma era troppo angolato, era troppo piazzato, battuto perfettamente da Calogero La Piana che pareggia quindi l'incontro 1-1 tra San Vito e Licata. Ancora una volta atterrato Esposito da Ndiaye che aveva fatto un partitone, poi si è fatto fregare nell'occasione di questa sponda di Palmisano che ha portato poi al calcio di rigore per via del tocco con il braccio proprio di Ndiaye. Adesso la gara inizia a accendersi, ogni tocco è sinonimo di proteste da una parte e dall'altra. L'agonismo sta prendendo il sopravvento, ma è giusto così.
quando stiamo parlando di un incontro tra due delle migliori squadre di questo campionato al momento. Cieffo, fallo di Arario, calcio di punizione per il San Vito. Cieffo difende il pallone, si fa colpire e buttare giù quindi da Arario. 44esimo in corso, manca sempre meno alla fine del primo tempo e poi sarà recupero, sarà momento di riflessione per entrambe le squadre, apprezzare i pregi e capire i difetti di un primo tempo bellissimo che almeno fino al gol di Garcia godeva di un'intensità a centrocampo sicuramente fuori dal normale. Poi la rete di Garcia, l'assedio delicata, neanche tanto insistente, che però ha portato in poco tempo al pareggio grazie al rigore di La Piana. Scambia ancora, lascia a sinistra tra Greco e Brugnone, ha ripreso per un attimo palla il San Vito, poi spunta Arario, Privite, Palmisano oggi gioca centrale di difesa. Intanto un suo colpo di testa nel rigore avversaria ha portato al rigore. Palla lontano Privitera, ancora una volta Ndiaye si impegna, poi Sadotti non riesce a evitare la rimessa laterale. Ultimi 10 secondi di questo primo tempo, poi sarà solo recupero. Guardo il signor Mastro Simone che indica 2 minuti di recupero, allora può andare ancora Privitera. 120 secondi alla fine del primo tempo, lotta Arario, ma c'è un fallo commesso da Maitini, calcio di punizione al centro dell'area di rigore del San Vito in favore dei padroni di casa. Con Cieffo può andare con il destro lontano, batte però troppo più in là rispetto a dove effettivamente è avvenuto il fallo e allora fa ribattere il calcio di punizione il signor Mastro Simone. 120 secondi alla fine del primo tempo, ne sono già passati 38. Va lontano ancora una volta Rusconi, c'è Sadotti, sempre molto propositivo il numero 3 con l'aiuto anche di Abdou Ndiaye, che riprende palle e può andare. Mustaccia, Ndiaye, velocissimo, a un tocco, esce Licata, poi Arario non riesce a imbeccare Maitini, lotta ancora Esposito, la svirgolata di Cieffo, rimane avanti Licata, vuole chiudere avanti questo primo tempo, ancora con Privitera, lotta Arario, forse un tocco nel calcio, non c'è niente per il signor Mastro Simone, né da una parte né dall'altra. Privitera mette questo sinistro tagliato, la difesa del San Vito risponde, pallone che arriva addirittura a Palmisano, poi gestire di dietro insieme a Porcaro, la linea difensiva, occhio a Greco, destro che arriva al centro, c'è l'altra volta un fallo commesso dal Licata. Invece ha indicato il dischetto, il signor Mastro Simone, calcio di rigore per il Licata. Ho visto uno scontro tra i due giocatori in area di rigore, mi sembrava più fallo di chi attaccava perché di chi difendeva, incredibile al comunale di San Vito. Palo poi giusto non ci ha fatto vedere la decisione del signor Mastro Simone. Abbiamo capito subito la reazione di Rusconi che stava andando a battere il calcio di punizione, era convinto fosse suo questo possesso e in realtà un'altra volta tiro dal dischetto, terzo di recupero, siamo uno oltre e a terra ancora, se non vado errato, Maitini che ha ricevuto il colpo in area di rigore. Secondo tiro dal dischetto nello spazio di 5-6 minuti per il Licata. Forse c'è ancora la difesa. Il rigore ce l'ho. E adesso aspettiamo che si rialzi Maitini. Il pubblico di San Vito non è d'accordo ovviamente con
la decisione arbitrale, la seconda in pochissimi minuti. E adesso aspettiamo ovviamente questo altro tiro dal dischetto, vediamo se sarà di nuovo la piana, se andrà di nuovo a destra, magari se lascia battere qualcun altro dei suoi compagni. La piana non è sul pallone in questo momento, mi sembra che ci sia Arario. Bosconi è imbufalito. Sentite ovviamente i cori di scherno il signor Mastro Simone da parte della tribuna del San Vito. Su questo calcio di rigore si chiuderà il primo tempo. E adesso nuovamente tiro al dischetto. Può andare in Licata, sempre a destra, è 2-1, il Licata rimonta, finisce qui il primo tempo. Stavolta è andato Arario, così come aveva anticipato. San Vito 1, Licata 2 alla fine del primo tempo. Arriva un altro rigore per il Licata, lo segna Arario. A tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire
cosa stai facendo in quel momento. E poi, come ho detto, io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante. Dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo. Sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini. Sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso.
Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
sta per riprendere qui al Comunale di San Vito la gara tra San Vito Lo Capo e Licata. 1-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco, più un importante recupero dove è successo di tutto. Prima Garcia al 30°, qualche minuto prima di quell'incredibile recupero, aveva trovato il vantaggio, era riuscito a scalfire la porta di Valenti con uno dei suoi gol da rapace d'aria. Poi il Licata la rimonta al 42°, calcio di rigore per un tocco con il braccio di Ndiaye su sponda di Palmisano, e 1-1 con il gol di La Piana. E poi poco dopo scontro in aria, fallo su Maitini colpito al volto, calcio di rigore e 1-2, rete stavolta di Arario che sceglie sempre il lato alla destra di Rusconi, alla sua sinistra, ed è 1-2. Questa è la cronaca dei primi 45 minuti, pallone che arriva al centro di Ndiaye che prova a riscattarsi. Non dovrebbero esserci stati cambi né da una parte né dall'altra. Allora San Vito riparte con Rusconi in porta, poi Ndiaye, Touré, Cieffo e Lacomare in difesa. Centrocampo folto con Di Giorgio e Mustaccio centrali, esterno a destra c'è Bulades che si alterna con D'Amico, e poi a sinistra c'è Sadotti, punta Garcia appunto, che però sta giocando più con Ronito e Bulades in coppia d'attacco. Non c'è Guaiana che doveva partire titolare, infortunato il numero 9, al suo posto scelto Giovanni D'Amico, che non ha assolutamente mal sfigurato. Per ora mi sa che San Vito si schiera con un 4-5-1 con D'Amico a centrocampo e Bulades a destra. Licata che invece risponde con Valenti in porta, Maitini prova a fare la sponda, nulla da segnalare oltre questa sponda di Maitini. Atterrato qui Bulades, non c'è fallo, ma comunque è rimessa per il Licata che rimane avanti. Dicevo, Valenti in porta, poi Porcaro, Palmisano centrali di difesa, a destra Brugnone, a sinistra c'è Trifilò. Poi centrocampo composto in questo momento da Greco e da Privitera. Ai quarti Esposito, La Piana e Arario. E punta centrale c'è Maitini. Questa è la scelta di mister Bonfatto, 4-2-3-1. Bulades può andare, attenzione al 7. Ancora Bulades prova a centrarsi come un'occasione del gol. Adesso può andare invece La Piana, ha cercato la corsa, mi ha accontentato però La Piana, aveva provato a cercare Maitini in velocità. Per il San Vito Greco, atterrato Greco, giocate poi di D'Amico che prova a farsi vedere largo a destra. Alla fine ancora una volta non esce Lacomare, quindi può battere questa rimessa con le mani. Adesso è buono per il San Vito, lotta ancora Bulades, tanta confusione, alla fine c'è sempre il numero 7 a prendere questo pallone con le mani. Poi esce momentaneamente Licata, ancora Bulades, prova a inventarsi una magia, Bulades mette il cross al centro, lo stacco in area di rigore di Sadotti, pallone che esce fuori di poco. È mancanza di rispetto. Per il Licata che può battere questa rimessa dal fondo. Per Piana ancora, prova a insistere Esposito, Rusconi, la sua. Cieffo per il San Vito, ancora con D'Amico.
Gallo qui per Mustaccia. C'è di punizione per il Licata. Giallo pure per Mustaccia. Moneta al 50esimo. Aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione. Deve battere Privitera. Cinquantunesimo. Ci punizione a cercare ancora una volta la Piana. Non riesce a uscire San Vito. Lotta Calogero la Piana. Alla fine però il pallone finisce sul ginocchio praticamente. Tentativo di sterzata. Calcio, anzi non messa al fondo, bensì messa con le mani. C'è un cambio per il San Vito. Sta entrando con il 17 Issa. È uscito il numero 20 D'Amico. Vediamo cosa cambia quindi nello schieramento di Mister Colombo. Frattempo ancora Issa, primo pallone toccato, conquista già un calcio d'angolo. Abdul Issa andare con la battuta alla bandierina, formazione di casa, prova a reagire. 52esimo. Batte Mustaccia, cross che arriva al centro ancora una volta. Stavolta è stato invece Ndiaye ad andare poi a terra. Valenti, fallo di Ndiaye, calcio di punizione per il Licata. Si sono scontrati il portiere ospite e Abdou Ndiaye. Calcio di punizione quindi per il Licata, che potrà andare con il rilancio di Valenti. Va lontano Valenti, cercherà ancora Maitini, riesce a anticiparlo CF e poi può partire in contropiede San Vito con la corsa di Bulades, ma soprattutto quella di Sa che è fresco, è appena entrato e mette in difficoltà Porcaro, che deve per forza di cose rifugiarsi in rimessa laterale. Ancora Bulades, aspetta rinforzi, non batte subito il 7, chiama in causa la Commare, batterà lui, ma gli sta lasciando le scarpette Garcia, le stesse con le quali ha fatto gol nel corso del primo tempo. Nel tunnel qui di Mustaccia, lotta alla Commare, ma il pallone comunque è buono per Maitini che aspetta rinforzi, arriva a destra Esposito, può andare quindi Licata, ancora con il numero 7, contropiede fermato da Garcia che poi suona la carica, può ripartire il San Vito, ancora col numero 11 che cambia gioco non benissimo, la stoppa senza particolari problemi il Licata. E poi Privitera per Arario. Brugnone. Porcaro. Ancora Esposito. Fa il velo per cercare la corsa di Maitini. Pallone che viene però fermato. La ripresa del San Vito. Adesso ovviamente una gara che cambia il suo copione dopo il gol alla fine del primo tempo del Licata. Sempre a calcio di rigore. Il San Vito Lo Capo deve cercare di premere ancora di più, di fare come ha fatto il Licata, insistendo, mettendo il pallone al centro, poi può arrivare quel tocco, quel fallo involontario. Infatti adesso qua Mustaccia aveva ripreso il pallone, Privitera, una diga a centrocampo, riesce a dire no e poi scende anche Arario per dare rinforzi, va dalle parti di Esposito, largo a destra, ancora lui, Esposito può andare, insiste
numero 7, poi viene fermato in rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è del giocatore Licata, viene fermato dall'ottima chiusura preventiva di Dure. Nel frattempo ci dovrebbe essere un cambio per il Licata. Si accende la tavoletta elettronica, sta per entrare il numero 9 Vincenzo Manfre. È un momento importante questo, esce Maitini. Al 55esimo arriva il primo cambio per mister Bonfatto, esce la punta, entra la punta, fuori Maitini, dentro invece Vincenzo Manfre, che attualmente è il miglior marcatore della stagione del Licata in campionato, con 4 reti segnate, di cui un rigore. La Piana gli si è avvicinato andando a 3 realizzazioni. Mandare Rusconi per Cieffo, fuori il pallone un'altra volta Brugnone. Sambito deve insistere, qua si addormenta un pochettino Mustaccia, riesce comunque a fare scorrere questo pallone, Sadotti a vuoto, può stopparla quindi il Licata, può andare con Greco, si va a vedere Vincenzo Manfre, il primo pallone toccato, non è felice, torna dietro quindi il Sambito con Di Giorgio che ha fatto un ottimo lavoro. Adesso Mustaccia, 56esimo in corso, nei 90 previsti. Il Sambito sta manovrando a sinistra con Garzia, viene fermato però il numero 11. Poi ancora una volta Garzia, buono per Manfre, destro di Manfre, Rusconi, Cieffo, Di Giorgio, ci ha provato subito Manfre con il suo solito tentativo alla distanza, ormai la preparazione al tiro, la voglia di fare male, rimessa adesso che è ancora per il Licata, che vuole capitalizzare quanto di buono guadagnato nel corso dei minuti finali del primo tempo. Ancora Brugnone, Privitera appoggia, fermato in irregolare Privitera, Di Giorgio la riconsegna a Privitera che batte Manfre, è in aria, ancora Manfre, può andare lui, va a sinistra Manfre, Privitera, il primo tocco a cercare sempre Alario, riprende palla però Issa, fermata Blue Issa con un fallo però, e quindi calcio di punizione per il Sambito, viene fermata la ripartenza ma non nel cuore, nella grinta. La formazione di mister Colombo può battere quindi questo calcio di punizione. Licata che ha ripreso a giocare come il Licata insegna, poi il lancio è per Valenti che lo lascia scorrere, brivido leggero Federico Valenti, ritorna su questo pallone, Privitera, Arario, Porcato, Valenti, ministro impreciso, riesce a pulire questo pallone, Greco fa un grande lavoro, può ripartire adesso la Piana, aspetta per via centrale Arario che anticipa il suo avversario, Esposito, largo a destra, torna dove c'è Arario, Privitera, va al lancio, Arario dietro, Licata che perde inerzia del contropiede ma mantiene il possesso. Giro palla della formazione di mister Bonfatto, Privitera chiama in causa Porcaro, ancora il numero 19, c'è Valenti che poco fa si è preso un rischio enorme, stavolta va dalle parti di Palmisano che oggi, dicevamo anche nel primo tempo, gioca a centrale, un ruolo che non è il suo, sta facendo un grande lavoro, soprattutto ha guadagnato il calcio di rigore, il primo, quello di La Piana, quello che ha pareggiato i conti. Poi Manfre in mezzo a una serie di maglie blu, non passa il pallone Manfre, Privitera può andare in porta,
preferisce lo scarico. Esposito, Privitera, la parata di Rusconi, il pallone rimane lì, esce San Vito, ci ha provato in Licata con Privitera, grande risposta di Rusconi, mantiene il possesso però Manfrè, ancora il numero 9, Manfrè, c'è fallo, calcio di punizione. Per il fallo su Manfrè o per quello precedente. Ancora a terra il giocatore del Licata. Adesso mentre aspettiamo che possa essere ripreso il gioco, deve rialzare Greco, il fallo però segnalato è quello su Manfrè, quindi calcio di punizione per il Licata, posizione interessante, deve rialzare Greco che ovviamente non ha di quanto poteva essere magari fino al 42esimo, quando il punteggio recitava 1-0 e adesso invece è 1-2 all'ora di gioco. Privitera sul punto di battuta, ha avuto un'occasione poco fa per fare 1-3. Allontana anche la Piana, Ancarario lascia l'onore e l'onere della battuta a Privitera. Per il palo che ci preclude un po' la visuale, batte Privitera male sulla barriera, può ancora insistere però Greco e mantiene il pallone in campo, quantomeno lo fa sbattere su un giocatore del San Vito e rimessa con le mani per indicata, sempre in posizione interessante. Privitera la battuta, sono diverse le maglie gialle in aria. Greco, destro, fermato da Issa e poi Garcia viene scavalcato da questo pallone. Palmisano deve andare lontano, la manda ancora più lontano la Commare. Tanta lotta in mezzo al campo, deve uscire il San Vito, lo fa adesso, lo fa con la Commare che sbaglia il passaggio però, la Licata, velocissimo, Arario per la Piana, Manfrè prova a difendere il pallone, ancora Manfrè, aspetta, scambio con la Piana non è soddisfacente, può giocare ancora il San Vito con Bulades, in mezzo a due, le giocate di Bulades, alla fine prende il pallone di Giorgio. Sadotti, chiamato anche al tiro, preferisce appoggiare dove c'è Ndiaye, ancora Ndiaye, aspetta il 6, tiro di Ndiaye, rimessa per Valenti, ci ha provato a più Ndiaye, due cambi nel San Vito adesso, fuori Sadotti, dentro il numero 18 Foscari, fuori anche Mustaccia, quindi ricapitolando al 63esimo fuori Sadotti e fuori Mustaccia che era già ammonito, dentro Foscari, vediamo anche chi è entrato a posto di Mustaccia, sembra Serie A, vediamo se sarà Mohamed Serie A. Pallone per Valenti, confermo che il numero 16 Mohamed Serie A, che ha giocato diverse partite titolari, poi è arrivato Garcia che si è preso il posto. Guaiana mi sa che ha un problema, lo deve chiamare fuori da questa gara. Fuori Mustaccia, Greco, Serie A farà a fare la punta, Issa va a fare l'esterno, Bulades credo che a questo punto torni fisso a destra, contando anche che è entrato Foscari al posto di Sadotti che faceva proprio quel ruolo lì. Occhio a Serie A, prova a cercare subito Garcia in velocità
Ndiaye, lo scontro con il numero 6 favorisce la ripresa palla da parte di Giorgi. Ancora Ndiaye, può andare sempre la Piana che appoggia Arario, torna dietro Arario, non rischia il passaggio che poteva portare a un capovolgimento di fronte del San Vito. Sbaglia per il passaggio di ritorno qui Privitera. Allora ancora San Vito, 65esimo in corso. Ingegnoso qui Esposito, ha sbattere il pallone sopra Issa. Questo pallone buono per la Piana che scivola su tutta la contesa. Riprende palla qui Foscari. Può ripartire quindi il San Vito ancora con Serie A. Le nuove forze di Mister Colombo. Serie A insiste. Serie A in sinistra! Vamos Serie A! È 2-2! Il pareggio del San Vito! Serviva una magia e l'ha trovata appena entrato Mohamed. Serie A è 2-2, un gol pregevolissimo del numero 16. Continuano a sostenere i propri beniamini, i tifosi del Licata è impazzito dall'altra parte del comunale con il pareggio del San Vito Lo Capo che trova il 2-2 al 66esimo. Serie A. Parliamo proprio di lui, il fatto che con Garcia ha trovato meno spazio al primo minuto e invece adesso cambia le carte in tavola. La scelta di Mister Colombo di appesantire la linea offensiva. C'è un attimo di pausa, può andare. Guarda che ha battuto male questo calcio d'inizio ed è subito fallo di Brugnone su Bulades. È cambiata nuovamente la partita. 67 sul cronometro di gara. Ceffo. Il tacco qui di Bulades pregevolissimo. Gli restituisce il pallone. Ancora Bulades entra in aria. Bulades al centro. Garcia sbaglia un rigore in movimento. Vuole una deviazione Garcia, non c'è nulla. Incredibile l'errore di Bruno Garcia, lui che ha il sangue gelido nelle vene. Qua però si è fatto scaldare un po' troppo dall'occasione, dalle magie di Bulades che adesso è super ispirato. Rilancia a cercare proprio Bulades. Ancora il 7, arpiona questo pallone. Può andare Bulades, salta Brugnone che sta impazzendo. Ancora Bulades, l'ultimo tocco. E comunque nel 24 e commette fallo, calcio di punizione. San Vito 2, Licata 2. Bulades ha preso in mano la situazione. Ora è calcio di punizione. Andrà il 7, ancora un po' claudicante dopo lo scontro con Brugnone che ha portato al calcio di punizione. Andrà Garcia che poco fa ha avuto l'occasione di fare subito 3-2. Traffico in area di rigore, deve andare Garcia, guarda la porta, sinistro che va proprio lì. Incredibile! Ndiaye, lo
che San Vito, ma che partita qui al Comunale, ancora una volta Garcia a creare, Ndiaye doveva rifinire meglio, sembrava già gol e invece sarà rimessa al fondo, già battuta in realtà, però gara, che partita, come è cambiata in un attimo la sfida qui al Comunale. San Vito che ora ovviamente ha tutte le carte in tavola per fare il colpaccio, ma il Licata deve ovviamente far valere la sua qualità per portare a casa 3 punti importantissimi. Manfred prova a scambiare, Esposito atterrato, ancora pallone buono per il San Vito, fallo commesso qui ai danni di Garcia. Buono per Ndiaye, poi Bulades cercare anche una volta Serie A, Porcaro con una grande giocata per mettersi davanti al Serie B, ma intanto è ancora con il San Vito, già battuto, Serie A, velocissimo in aria, la Gommare prova la giocata, viene fermato, poi c'è un contrasto dove alla peggio il numero 2 del San Vito, Cieffo, poi c'è Serie A, ancora pallone buono per il Licata, vai in passaggio con Brugnone, poi Cieffo, Serie A, la vuole Bulades, ancora terra la Gommare, Garcia può giocare, alla fine non è viene ripresa la Licata, si rialza anche la Gommare. Che gara che stiamo vivendo qui al Comunale, ancora lotta come un combattente. Arario non le manda a dire poi a Di Giorgio, ma si gioca, si deve giocare, Privitera già pronto, questo calcio di punizione. Chiama a distanza Santo Privitera, potrebbe mettere questo pallone al centro, ma è pronto un cambio nel Licata prima. Vediamo se sarà fatto prima o dopo del calcio di punizione. Prima esce Esposito, entra Merola. Viaggia con noi, Giorgino, viaggia con noi, viaggia con noi, Giorgino, viaggia con noi. Entra in campo il giovane Giovanni Merola, 73esimo, altro cambio per mister Bonfatto. Deve andare ora Santo Privitera, un uomo in barriera per Rusconi, che arriva al centro del rigore, esce un'altra volta il San Vito, altro flipper in aria, deve andare lontano Cieffo, che stardisce un po' troppo, il Licata rimane lì, continua a pressare nella sua area il rigore del San Vito, andrà con le mani Arario. Alla fine viene scelto Privitera, 73esimo, lontanissimo Privitera, tutti a vuoto, Rusconi deve fare la parata sulla deviazione di Lacomare che lo stava per tradire, calcio d'angolo, rimane avanti il Licata, 74esimo, Privitera lascia la battuta alla piana, rimane comunque in zona il numero 4, sta pronto a pressare, con lui c'è anche Touré, parte corto, Privitera mette al centro, Merola ha provato a ribattere il gol e poi palla che arriva addirittura a Brugnone, Valenti può tornare dietro, difficilissima da prendere per Garcia, Valenti adesso mette il pallone là dove c'è Manfred che continua a provare a fare qualcosa di interessante, colpisce il pallone con il braccio invece subito dopo la piana. Calcio di punizione per il San Vito che non si è mai dato per vinto, non è mai stato dopo, trovate il pareggio, il Licata invece ha avuto magari qualche occasione durante il secondo tempo per approfondire, per aumentare il suo vantaggio e adesso invece si ritrova di nuovo in una situazione di equilibrio. Bulades, un'altra grande giocata, sempre Bulades,
fermato da Greco, ottiene la rimessa comunque, aspetta Romito Bulades, c'è anche la Commare su di lui, alla fine sceglie di dare il pallone al suo numero 2, ancora Davide la Commare, c'è Luigi Garzia, Bulades, ma è buono ancora per il 7, che preferisce un'altra volta delegare la battuta. La Commare forse andrà di lunga gittata e così entra in aria il pallone, esce comunque subito dopo con Palmisano che ci ha messo una pezza. Qua c'è invece un fallo ai danni di Privitera, calcio di punizione per il Licata, 75 appena terminati, manca meno di un quarto d'ora più recupero alla fine. Chissà, deve fare gli straordinari per mantenere il pallone in campo, ce la fa, ma non regala praticamente a Licata, che può andare ancora con Arario, alla fine ottiene una rimessa laterale solamente qualche istante dopo il San Vito, dopo il controllo non tanto soddisfacente di Arario. Ancora Issa a lottare, tanta voglia in questo ragazzo, si prende comunque un altro calcio di punizione Privitera. Il momento degli ultimi assalti, anche se ancora siamo durante il 76esimo, un gol ora può essere decisivo, sicuramente cambia la trama di questa gara. Poi Valenti col sinistro, pallone che si impenna, cade al centro del campo. Ancora una volta però ad avere la meglio è Manfred, grande esterno a cercare, largo a destra Arario, sempre il numero 11 Arario per Privitera, pallone buono che arriva al centro, a rimorchio spunta Merola che colpisce male, strozza troppo il destro. Era l'occasione giusta per il Licata, la parata di Rusconi, graziato qui da Merola, ed è ancora Licata con Arario che mette questo pallone col contagocce. C'è sempre però il San Vito, ancora con Bulades, e poi che viene subito messo al centro del campo da Brugnone, ancora a Cattapalle, ha provato a cedere subito il pallone a Bulades. Battere la Commare, 77esimo, c'è ancora qualche slot disponibile per i cambi per entrambe le squadre. Intanto il pallone arriva dalle parti di Privitera, atterrato poi Manfred, non c'è fallo. Porcaro, Palmisano apre con il destro a cercare un'altra volta Manfred, deve controllare questo pallone CF che va anche per una via personale, alla fine la prende Serie A, non c'è fallo, può giocare il Licata, scontro tra Serie A e Brugnone. Rimette il pallone in campo il numero 24 Privitera, apre sempre, c'è Arario ormai fisso a destra, Arario aspetta rinforzi al centro Privitera, Rusconi la fa sua e poi potrebbe subito cedere il pallone a Bulades, preferisce per aspettare, anche perché comunque il pareggio sarebbe meglio al San Vito che al Licata. 78esimo di gioco appena concluso, va lontano Rusconi, Issa non riesce a controllare, poi non è neanche più preciso di filo perché il pallone si impenna in maniera improvvisa, esce fuori, è rimessa per Diaye. Riconquista il possesso il Licata, sempre con Privitera, l'ha detto alle rimesse laterali. Tutti i secondi disponibili, poi qua in qualche modo Greco serve il suo compagno di squadra numero 11 Arario, che poi colpisce l'arbitro, palla scodellata quindi per il Licata, giallo-blu che devono cercare di fare come hanno fatto sul finale del primo tempo, quando hanno messo veramente in difficoltà il San Vito, seppur non con occasioni chiave, con questa pressione, con questo assedio che reiterato può portare all'errore la difesa di Mister Colombo. Adesso attenzione al rilancio per Garzia, Porcara in anticipo, mette il pallone fuori, poi Bulades,
a gioco col tempo giusto e con le geometrie giuste di Giorgio. Ancora Issa, entra in aria, Issa mette il cross al centro, esce in qualche modo Illicata, poi ancora Foscari, atterrato, qui Serie A, calcio di punizione, insiste il San Vito, atterrato l'autore del gol del pareggio, una perla autentica, la rete del numero 16 Lescio. Dobbiamo aspettare la battuta di questo calcio di punizione, e ancora a terra Como Serie A, ora il 2-2. La prestazione finora sicuramente oltre la sufficienza, ben oltre la sufficienza, un po' come tutto il San Vito d'altronde, non ci sentiamo di dare voti inferiori al 6 a nessuno dei protagonisti in campo della squadra di Mister Colombo, che nonostante il gap tecnico sta davvero giocando una delle migliori gare della stagione, così come già capita da diverse settimane. Per quanto riguarda il Licata invece, nonostante le assenze, nonostante i diversi giocatori che stanno giocando in ruoli improvvisati, comunque la formazione di Mister Bonfatto sa il fatto suo, ma ora deve stare attenta a questo calcio di punizione dove andrà Garcia che salta la barriera, va in porta Valenti, toglie la palla dall'angolo alto del suo specchio, che parata! Calcio di punizione bellissimo di Garcia, ma Valenti ha fatto un vero e proprio miracolo ed adesso è calcio d'angolo. Arriviamo al centro, Porcaro sta per tradire il suo portiere, poi rimane a terra il numero 19 colpito da Ndiaye. Anche il Comunale sta rispondendo presente con un'intensità che sugli spalti comincia a farsi elettrizzante. 82esimo. A posto Porcaro, può giocare un'altra volta corner, un'altra volta andrà Mohamed, Serie A. Cacciano che arriva al centro, si lamenta Ndiaye per un contrasto con Privitera, giallo per Ndiaye. 83esimo, altra moneta nel San Vito dopo Touré e Mustaccia che però è uscito. Valenti alla battuta in questo calcio di punizione, il portiere Licata si è reso protagonista di un impegnativo ma fantastico intervento a levare dalla porta un calcio di punizione perfetto di Garcia. Ha battuto un'altra volta Valenti questo calcio di punizione diretto verso Palmisano, che ha provato poi lo spiovente sulla tre quarti campo del San Vito. Lotta ancora Arario, riprende palla e va in aria. Arario, cross, Ndiaye stavolta la prende non con il braccio, la mette fuori lui, calcio d'angolo. A terra un giocatore del San Vito, non credo per clammi, bensì per un contrasto lì in quella zona di campo con Merola, che poi ha portato all'azione che ha generato Arario lì a destra. Dovrebbe essere Ndiaye che ha ricevuto questo colpo, anzi si tratta di Touré, si rialza in maniera anche abbastanza complicata il centrale del San Vito, ed è importante che torni nei suoi blocchi originali, perché adesso c'è Licata che prova dal calcio piazzato a originare l'azione che può portare al nuovo sorpasso dei gialloblu. 85esimo in corso, San Vito 2, Licata 2. Rosso! Rosso, estratto!
a un componente della panchina del San Vito, ma anche al numero 4 del Licata Privitera. Evidentemente per qualche parola di troppo. Incredibile, al comunale. Lo vedete lì che stanno discutendo. Privitera, Arario, Palmisano, c'è anche Porcaro con il signor Mastro Simone, ma è stato estratto un cartellino rosso per Privitera che deve abbandonare il campo. Espulso per proteste Privitera, incredibile. Neanche noi abbiamo capito bene quello che stava succedendo. È stato, credo, il signor Marino a segnalare il comportamento errato di Privitera, che è stato espulso, e quindi Licata che termina in 10. E soprattutto Privitera salterà la prossima gara importantissima contro il Marsala. Privitera non le manda a dire neanche alla panchina del San Vito. Esce onestamente dal campo Santo Privitera, una gara di cuore, di grinta, come sempre. Poi però magari troppo cuore ti porta a dire cose sconsiderate e poi gli arbitri possono anche scegliere la via più estrema, la via del cartellino rosso. Incredibile, a San Vito Lo Capo, Licata in 10 e mancano 5 minuti, anche se ormai il cronometro 5,86, facciamo che ne mancano 4 più recupero e siamo tutti contenti. 2-2 tra San Vito e Licata. Giallo-blu in 10, espulso. L'uomo più esperto forse, l'uomo delle promozioni, Santo Privitera. Fischia Mastro Simone. Licata che rimane in 10, ma questo calcio d'angolo, pallone che arriva al centro, stacca Palmisano! Incredibile, ha San il Licata avanti, nonostante l'uomo in meno, ha segnato Palmisano, una gara di sacrificio di Palmisano, la centrale, stacca più alto di tutti, trova il 2-3. Palmisano è 2-3. Incredibile a San Vito Lo Capo. E ci sono ancora 3 minuti più recupero. Il San Vito è sotto, ma è avanti di un uomo. Il Licata doveva fare gol adesso e l'ha fatto con Palmisano che stacca più in alto di tutti. Ha preso il primo aereo disponibile e trova il 2-3. Esplode il pubblico, lato ospiti del comunale. Nel frattempo cambi, esce il numero 11 Arario, uno dei migliori. Al suo posto entra un centrale, entra Davide Pettinato, non è al meglio, ma serve sostanza lì dietro. Per uscire, corre invece come una gazzella Pettinato perché deve andare lì dietro, deve andare a difendere. Adesso c'è il finale di San Vito Licata, un finale di cui non sappiamo ancora il copione, ma sappiamo sicuramente che sarà incandescente. Qui al comunale anche il sole ci sta dicendo addio per questa domenica 2 novembre, la prima dell'11° mese dell'anno. Soprattutto stiamo vedendo una gara bellissima tra San Vito e Licata. Ottiene la rimessa qui Merola che esulta come se avesse fatto gol. Lui che se faceva quel 2-3 poteva cambiare tutto ancora prima con quel tiro strozzato parato da Rusconi che nulla poteva sul gol di Palmisano e per ora vale il 2-3. Cambi nel San Vito nel frattempo. Esce la Commare, entra il numero 15 Conventi, è attaccante Antonio Conventi. Un curriculum tra le giovanili sicuramente interessante. La Commare è un terzino,
e ovviamente possiamo capire bene la scelta di mister Colombo, che non perde, pensate, da 4 gare, 3 pareggi e una vittoria, anzi al contrario 3 vittorie e un pareggio. Sembrava poter essere un altro il finale di questa trama incredibile dopo il gol bellissimo di Serie A, e invece ancora una volta il Licata trova il 2-3, ma è tutt'altro che finita. Attenzione Issa, là a destra, Issa entra in aria, pallone deviato, calcio d'angolo, rimane lì San Vito, qualche scaramuccia nei pressi dell'area di fondo laterale, anche ovviamente vicino alla porta di Valenti. C'è tanta confusione adesso, tempo di recupero, non sappiamo quanto ha dato il signor Mastro Simone. Sono 5 alla fine. Resta ancora una volta Ceffo dalle parti di Serie A, mette questo pallone al centro, la stoppa il San Vito, poi Garzia vorrei portarlo con il braccio, non c'è niente, c'è solamente Di Giorgio nella metà campo del San Vito come giocatore di movimento. Sono saltati gli schemi, ancora San Vito, Serie A, largo a sinistra, prova a accendersi, ancora lui, mette in sinistra al centro, esce Palmisano, poi Ceffo, preciso al punto giusto, torna dietro Touré, prova la verticale a cercare Garzia che mette questo pallone al centro, non era una brutta idea, poteva arrivare Bulades, rimessa per Valenti, fa la raccattapalle, lo storico capitano del San Vito, tornato dopo i primi giorni passati della stagione ovviamente a Marsala. 92esimo, è già passato praticamente 1 minuto e mezzo da quando è stato assegnato il recupero di 5 minuti. Valenti si prende tutti i secondi disponibili che ha a disposizione, va lontano a cercare ancora una volta Manfred che non riesce a mantenere il pallone, poi Greco lo manda più lontano possibile, c'è comunque Rusconi che controlla, deve andare il numero 1 e lo fa dalle parti di Ceffo. Ancora pallone che prova a controllare Conventi, c'è un fallo di Merola che ha disturbato in maniera irregolare il neo entrato in casa San Vito, calcio di punizione, poi Bulades voleva far toccare il pallone alla piana per farlo ammonire, non c'è deviazione del numero 10 e allora palla per Licata, vediamo se è rimessa al fondo, rimessa laterale perché anche pettinato era in dubbio da questo punto di vista, alla fine è rimessa per Valenti che sta cercando di addormentare la gara. San Vito che vuole avere l'ultimo acuto, l'ultima possibilità per quantomeno uscire con un punto dalla gara bella, prestigiosa, che mister Colombo ha detto comunque vada, impareremo qualcosa. Effettivamente il San Vito oggi ha imparato, che può dire la sua, che può essere grande. Nel tempo c'è un giallo per Valenti per perdita di tempo. Continua a farlo però il portiere del Licata, adesso è tenuto ovviamente ad andare lontano. Federico Valenti non può più permettersi queste perdite di tempo, va lontano col sinistro, rilancio lunghissimo, cercare Manfred ancora una volta anticipato, poi Greco sta cercando di recuperare più palloni possibili, il Stadio anticipato, lotta al tratto di Giorgio, poi fallo qui su Conventi che si prende un altro importante calcio di punizione perché aumenta il baricentro dei suoi, ancora San Vito, ancora con Ceffo, guadagna qualche metro, sono tutti in aria i giocatori del San Vito, Ceffo va lì sul secondo palo, esce Valenti in 2 tempi, anche in 3, ferma questo pallone, mancano 50 secondi, va lontano il portiere del Licata a cercare sempre Manfred,
che non riesce un'altra volta ad arrivare su questo pallone, ma può insistere Merola che lotta con Touré, mantiene il pallone numero 4, commette fallo però Giovanni Merola. Allora ancora San Vito, ancora insistere. Siamo pronti per l'assalto finale, 20 secondi alla fine. Licata che vede vicino alla meta, San Vito che vuole fermare proprio sul più bello, il giallo-blu. Batterà Rusconi. Il tempo è finito. È l'ultima occasione per il San Vito. Poi che arriva al centro, pettinato la spazza via. Foscari insiste. Ancora San Vito. Manfrè difende il pallone. Ancora Manfrè. L'ultimo tocco è di un giocatore del San Vito. La rimessa è giallo-blu. Aspetta quindi Licata. Chiama calma il signor Mastro Simone. Fa recuperare tutto. Anche se ormai siamo inoltrati dentro il 6° minuto di recupero. Predica calma invece mister Bonfatto, che sta continuando a dire ai suoi come mettersi, come se fossimo ancora al 60°. Manfrè in su di lui, va lontano Merola. C'è spazio per un'ultima azione, lo scopriremo a breve. Rusconi va lontanissimo, non fischia ancora Mastro Simone. Manfrè può girare il pallone, Manfrè dalle parti da Piana, può chiudere il 10, la Piana al centro, Manfrè non ci arriva, c'è comunque Merola che rimette al centro, incredibile. La chiusura qua di Giorgio, si gioca ancora, poi perde palla di Giorgio, non fischia più Mastro Simone, si è perso 1 minuto e più. Ceffo va in aria, Valenti la fa sua e mette la parola fine su questa gara. Il Licata porta 3 punti importantissimi, preziosissimi a casa, 3 come i gol segnati dalla Piana e da Rario sul rigore e infine da calcio piazzato di Palmisano, il colpo di testa sul calcio d'angolo all'86esimo, proprio dopo l'espulsione di Privitera che sembrava aver compromesso le cose in casa Licata. Complimenti comunque al San Vito, che oggi ha fatto vedere di essere una squadra degna di stare lì, di stare nei piani alti della classifica, e ci ha provato prima con il gol del vantaggio di Garcia e poi con la perla da fuori aria di Serie A. Che gara! Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sui nostri canali di Sport Easily.